Buon pomeriggio e benvenuti a un altro appuntamento con Trieste in diretta. Nella seconda parte sarà con noi il professor Lucio Torelli, che è il delegato del rettore dell'università all'orientamento, e parleremo delle immatricolazioni all'università, ma parleremo anche comunque dell'università in senso largo anche. Nella prima parte siamo in compagnia di Don Carlo Gamberoni, che in questi giorni festeggia il 50° anniversario dell'ordinazione. Grazie per essere venuto nei nostri... Potremmo dire grazie per essere tornato, perché noi siamo, la nostra sede di Tele4 è nel palazzo, diciamo pure dell'ex seminario, e quindi lei in queste... Sì, qui ho vissuto 5 anni. Che cos'era? Mettiamola così, Don Carlo, che cosa significava entrare in seminario intanto? Seminario era il collegio dove quelli che avevano la vocazione venivano preparati a diventare sacerdoti, quindi si incominciava con la scuola media, sì, poi il ginnasio, liceo e teologia. E quando venni qua in seminario, 55 anni or sono, c'era la scuola media primo piano. Ecco. Poi avevamo al terzo piano la biblioteca, qui c'erano i dormitori, e i ripostigli, e sopra le nostre camerette. Eravamo teologi, 5 anni di teologia li ho fatti qua. Significava anche lasciar casa o non necessariamente? No, si viveva tutta la settimana in seminario. Solo sabato si andava in famiglia, sabato e domenica. Io, poiché ero di Varese, rimanevo qui anche sabato e domenica. Allora stavo a casa di qualche sacerdote che mi ospitava, o qualche famiglia. Senta, ci sono stati casi anche di persone che a un certo punto hanno lasciato il seminario? Allora, quando si partiva in prima media, non tutti arrivavano al sacerdozio. Lungo il cammino alcuni si ritiravano. E anche in teologia, quando siamo entrati, eravamo un bel numero, una trentina, e metà siamo arrivati al sacerdozio. Gli altri 17 si sono accorti che non era la loro strada, si sono ritirati. Lei non ha mai avuto dubbi una volta, se posso chiederle? Difficoltà sì. Dubbi no. Allora, Anzi, io faccio il 50 anni di messa, ma di per sé sarebbero 70 dalla chiamata vocazionale, perché ho cominciato a fare il chierichetto a 7 anni, e dopo una cerimonia, uscendo di chiesa, alcune donne erano lì e mi hanno detto: oh, che bravo chierichetto, cosa vuoi fare quando sarai grande? E io ho detto: voglio andare in un collegio dove si studia per diventare sacerdoti, a 7 anni. Quindi sono 70° di manifestazione vocazionale. Che cosa è cambiato? E questa idea mi è sempre rimasta. Senta, Don Carlo, che cosa è cambiato in questi 50 anni, diciamo proprio, se posso riformulo la domanda, come è cambiato il ruolo del sacerdote in questi 50 anni? Se è cambiato, perché magari potrebbe molto, anche darsi che non lo sia. No, per me è cambiato molto. Intanto bisogna essere sempre più preparati e aggiornati a questo mondo che si evolve. Poi avere maggior sensibilità per certi argomenti. Nel passato si era un po' troppi fossilizzati, quindi avere maggior comprensione della persona, del ragazzo, della ragazza, dell'uomo, della donna, della famiglia. È cambiato il mondo esterno e si deve modificare anche il nostro. Non mettendo da parte il Vangelo, ma valorizzandolo al massimo, il vero Vangelo che ci ha portato Gesù, perché tante parti lungo i secoli sono stati un po', manomessi dagli uomini. Dobbiamo ritornare al Signore Gesù, la sua bellezza, la sua proposta. E anche fare in modo, probabilmente se interpreto bene quello che lei dice, che l'appuntamento della domenica sia anche un appuntamento di gioia. Deve essere un giorno di gioia, sì. A me, se devo essere sincero, poi dopo esco dal personale, a me andare a messa calma.
Veramente sì. Sto tranquillo adesso, non so se... No, questo è veramente perché il Creatore ha messo nella nostra struttura un giorno di riposo, ci deve essere un giorno, perché siamo fatti, il ritmo del 7 è un ritmo universale ed è l'armonia. Se ci sono i comandamenti, vuol dire che il giorno di riposo è dedicato all'uomo, alla famiglia, ai bambini. Io ho fatto per tanti anni il catechismo e vedevo quanti bambini soffrivano perché venivano a messa solo col papà perché la mamma era costretta a lavorare e con i supermercati e così. Quanta sofferenza che avevano i bambini nel non vivere quella giornata con insieme, la propria famiglia. Con la propria famiglia. Allora, parliamo un po' dei suoi anni a Trieste. Lei da quando è stato ordinato sacerdote da Monsignor Santin? Monsignor Santin, proprio l'ultimo sacerdote ordinato da Monsignor Santin il sabato 28 giugno. Ok, lì è rimasto sempre a Trieste? Sempre a Trieste. Cos'era la Trieste metà degli anni 70? Era la Trieste che viveva ancora il dramma dell'Esodo. Era vivo Monsignor Santin e quindi si sentivano queste cose. E Santin è stato veramente un pastore che ha guidato il suo gregge, lo ha aiutato, lo ha confortato. Ecco, ricordo i suoi interventi anche quando ci parlava della sua esperienza sacerdotale, che cuore grande che aveva, quando parlava della sua gente e per la sua gente. E inserirsi in una realtà come quella triestina di quel periodo non doveva essere semplice, no? Perché c'erano appunto come posso dire, degli spigoli che il tempo e forse secondo me la gente prima ancora che la politica ha smussato autonomamente, ma questo è un altro discorso. Per noi che veniamo da fuori non è stato facile inserirsi, abbiamo dovuto fare un cammino e non è finito. E ricordo anche Monsignor Bellomi che un giorno proprio a San Giusto ha manifestato che anche lui ha sofferto molto, ha fatto fatica a entrare in questo contesto. Ecco, ha fatto un cammino di maturazione e di sofferenza, proprio per riuscire a inserirsi e a capire bene la sua gente, per poi aiutarla. Se posso chiederle, è meglio, anche se è meglio che un sacerdote presti servizio, mettiamola così, nei luoghi dove è cresciuto, dove è nato, eccetera, oppure è meglio se il sacerdote viene inviato da qualche altra parte? So che è una domanda che non può avere una risposta. Nel Vangelo c'è la frase Nemo profeta in patria, sì. Quindi è meglio andare in un altro contesto, perché io al mio paese non sarei rimasto, perché alcune famiglie per questioni di proprietà, di lavoro così, hanno avuto dei contrasti con la mia famiglia, e allora è meglio lontani, perché se no dopo vedono il prete che anche lui è legato, è meglio in un altro contesto. Ho capito. Meglio in un altro contesto. Lei è stato mi diceva prima che lei ha celebrato la sua prima messa a Sottolongera. Il giorno dopo è stato. Ed è stata una bella festa, perché era una chiesa nuova. Sì. E lì avevo fatto... Sant'Agostino, no? Sant'Agostino, c'era Don Orsario. Ho fatto per 5 anni il catechista al giovedì per la prima comunione. E hanno voluto che andasse lì per la prima messa. Hanno fatto una grande festa. E alla sera, sempre in quella chiesa, ho celebrato la messa in lingua slovena. Stavo imparando lo sloveno. Ed era la prima volta, dopo il Concilio Vaticano II, che un sacerdote novello celebrava al mattino la messa in italiano e al pomeriggio la messa in lingua slovena per la comunità slovena. E gli sloveni questi l'hanno apprezzato molto. E anche Monsignor Santin, quando l'ha saputo, mi ha chiamato e mi ha ringraziato per questo gesto che ho fatto. E mi ha detto, mi raccomando, continua a studiare lo sloveno e sta molto vicino anche alla comunità tutte le volte che ne ha bisogno. Lei ricorda, è stata una messa particolare? Quella italiana molto sentita proprio del popolo, e anche quella della sera, quella slovena. La comunità slovena di Sottolongera l'ha vissuta bene.
Come fa un sacerdote a, se il termine magari non è elegantissimo, mi rendo conto, a integrarsi con la comunità di cui viene a far parte? Io posso immaginare la risposta, perché desumo che voi dobbiate essere anche molto bravi ad ascoltare quello che... È difficile integrarsi, più che integrarsi... Non so se il termine nemmeno è bello. Rimanendo vicini, sì. Rimanendo vicini e sempre sensibili. Però integrarsi non si arriva, bisogna essere... E poi se ci si integra, dopo si sposa una parte e si tralascia quell'altra. Sì, forse non è il termine, ecco, non è il termine corretto, effettivamente. La vicinanza sì, la comprensione, l'aiuto, tutto quello che si vuole, ma sempre dal punto di vista del cuore di Gesù. Okay. Ecco, diciamo così. Lei è stato i primi anni, li ha passati a Servola? A Servola, 19 anni a Servola. Anche lì, ricordiamo, sempre in quel periodo, quindi in un periodo molto difficile. Molto difficile e molto particolare. Sì, però... sono tanti dei momenti a cui non ho dato tanto bada. Sono andato avanti per la mia strada, ma sono stati momenti anche con scritte sui muri contro i preti, non tanto... ecco. Ma però mi diceva prima, abbiamo parlato un pochettino, che lei ha anche inteso imparare il dialetto triestino dai servolani con tutta una serie di iniziative, tra cui anche le gite. La gente mi aveva chiesto, perché il parroco che c'era prima a Servola organizzava tante gite. Si era ammalato, hanno chiesto a me. Allora ho incominciato. E facendo le gite ho imparato il dialetto, a parlare in dialetto, più quello istriano, ecco. E anche tutte le canzoni. Ecco. Perché quando nei primi giorni che andavo a bere un caffè, salutavo in italiano e sentivo che si creava subito una barriera tra la gente e il sacerdote che entrava. Bisognava parlare il dialetto, se no si era un estraneo. Subito ho avvertito questo. Sì, il dialetto è necessario, indispensabile, se no si crea una barriera. Mi raccontava prima anche un aneddoto molto, molto divertente che riguarda una di queste gite quando siete entrati, dove era vicino a Treviso. A Treviso, sì. La racconti sì. Allora abbiamo fatto un bel pellegrinaggio e dopo il pellegrinaggio di solito telefonavo al parroco, settimana prima mi trovava lui in bel ristorante. Okay. Entrammo in questo ristorante e c'era già un tavolo pieno di operai. Quando questi operai hanno visto un prete entrare, io di solito portavo, ecco, e la gente, queste vecchiette, hanno incominciato a cantare Bandiera Rossa. Io sono stato zitto, anche la gente, ci siamo accomodati. Quando loro hanno finito, tra noi c'erano alcuni uomini di Isola che conoscevano, erano stati anche del partito all'inizio, poi si erano tirati fuori. Quando gli operai hanno finito di cantare Bandiera Rossa, signor Genio, adesso tocca a noi, ha intonato l'Internazionale e l'hanno cantato bene. Gli operai, uno alla volta, si sono alzati e sono usciti. Perché non conoscevano probabilmente. Non conoscevano solo quel canto là, non perché conoscevano poi, quello più bello. Questo ci insegna anche fondamentalmente che la vita della parrocchia è fatta di tante persone, non necessariamente, come dire, appunto... Sì, anche la gente si è meravigliata perché all'inizio facevano le gite col vecchio parroco. Il vecchio parroco era austero così, non si sbilanciava dal punto di vista religioso. Quando hanno visto che il cappellano cantava anche le loro canzoni, ecco, e Viva l'Aipobon e anche il Tram di Opcina così, hanno detto qui comincia a suonare, a soffiare un vento nuovo. Ecco, allora hanno cambiato un po' l'atteggiamento, si è creato veramente, sono crollati tanti muri, ecco, rispettando sempre le cose belle, ecco, mai andando al di là, cose volgari, ma le cose belle sono sempre gradite. Da Servola lei è passato poi a Sant'Antonio Vecchio, diciamo, sì. Che poi non mi ricordo mai qual è il nome attuale. Beata Vergine del Soccorso. Del Soccorso, per noi rimane... Il titolo ufficiale Beata Vergine del Soccorso. Per noi rimane Sant'Antonio Vecchio. Lì è stato un cambio anche di, come posso dire, beh sì, certamente un cambio di parrocchia, ma anche un cambio di fedeli. Sì, fedeli, sì. E anche il contesto, mentre Servola
era più una zona popolare semplice, a portata di mano, quella era una zona di studio, di università, ecco, più elevata. Quindi ho dovuto cambiare un po' il mio atteggiamento così. E anche nelle prediche correggermi in certe espressioni, perché a Servola operava anche qualche frase popolare in predica, là non, ecco. Quindi, e poi anche con la gente fuori, sì. Lì poi Sant'Antonio Vecchio poi è una chiesa, come dire, forse una è logico che tutte le chiese sono inserite nel rione, eccetera, però Sant'Antonio Vecchio è proprio dentro, come posso dire, è attaccata alla, non so, per esempio, faccio un esempio che forse capisce, che forse fa comprendere vicino alla curia, al vescovo. Anche vicino alla curia. Sì. No, ma intendevo anche, per esempio, la mia è San Pietropaolo. San Pietropaolo è elevata rispetto alla strada, eccetera. Se pensiamo anche ad altre, che non so, San Pio X e anche là sta un po' in alto rispetto a Sant'Antonio Vecchio, è proprio dentro, è dentro la via, dentro la piazza, e anche appunto di fronte la curia. È qualcosa che secondo lei si riflette anche nell'atteggiamento magari dei fedeli nei confronti della Chiesa, oppure queste sono cose che sono belle da dire e da sottolineare, ma non hanno poi una Chiesa inserita in quel contesto, perché lì c'era il convento dei Francescani, la piazza Ortis era il convento, l'antico convento, che è stato visitato anche da Sant'Antonio da Padova, quando è venuto a Trieste. E dove c'è il monumento a Ortis, lì c'era il famoso pozzo, sa che tutti i conventi francescani chiostri hanno il pozzo. E nell'istituto nautico, nella prima parte, ci sono ancora le arcate del monastero, lì era il monastero. Quindi ecco perché la chiesa è in basso, perché i francescani appena sono arrivati a Trieste hanno fatto il primo conventino lì su questa riva del mare. Il mare era più dentro. E dopo la città si è sviluppata lì, la parte semplice, e poi in seguito quella che va sul colle. Lei è rimasto lì altri 17 anni? 18 anni. 18 anni. 18 e poi è tornato a Servola. E poi il vescovo, l'arcivescovo Trepaldi, ha pregato di poter ritornare a Servola per sistemare un po' le cose. Anche a Sant'Antonio Vecchio avevo trovato debiti, abbastanza, e anche a Servola. In totale, pensi a Sant'Antonio Vecchio, facendo ancora in lire, erano 553 milioni. E a Servola in lire, ecco, erano sui 630 milioni. Faccia lei il calcolo, quindi ho pagato in questi 55 anni 1 miliardo e 300 milioni. Delle vecchie. Ma però ho sempre dormito tranquillo di notte, sa? La provvidenza, guardi, c'è. La provvidenza, e a Sant'Antonio Vecchio tanti benefattori, sa? C'è ancora tanta gente sensibile alla Chiesa. Ma è vero che Trieste è una città molto dura in superficie, ma che poi dopo si scopre essere molto più generosa di quello che noi triestini teniamo a far sapere? Sì, è vero. Si tratta di farci conoscere alla gente dal vero punto di vista, che non siamo degli amministratori neutri, freddi, staccati, che siamo lì per loro, che noi siamo di passaggio, perché anche a Sant'Antonio Vecchio ho avuto tante difficoltà quando ho fatto restaurare la chiesa, tante cose, e alcuni mi hanno detto lei ha fatto tutto per il suo prestigio così. E questo mi ha fatto arrabbiare, ma io l'ho fatto per la gente, perché dei benefattori hanno contribuito. Anche l'onorevole Marini ha messo su un articolo, l'impianto di riscaldamento me l'ha pagato tutta la gente. Ecco. Allora una domenica mi ero proprio arrabbiato, sa? E alla fine della predica ho detto, sono già vari giorni che la gente brontola per quello che ho fatto qua, per quello che ho fatto là. Sappiate che quando io dovrò lasciare la parrocchia non posso mettere le rotelline sotto la chiesa e portarmela via. Ci sono messi tutti a battere le mani. Tutto quello che ho fatto rimane qua. Se la gente avverte che si lavora per la parrocchia, per la vostra chiesa, per il vostro oratorio, la gente è generosa.
Il prete non lavora per sé, No. per il suo arricchimento, per andare in pensione, non so, in un luogo, ecco, lavora per la gente. Ecco, lei ha toccato un tasto adesso un po' particolare. Che cosa significa per un sacerdote andare in pensione? Non si va in pensione. E la gente dice, Don Carlo adesso è in pensione. No, a dire la verità, sono in pensione da 6 anni. In pensione di scuola, perché avendo fatto religione a scuola, e sono contento di aver fatto insegnamento di religione a scuola, anche con momenti difficili, mi sono guadagnato la mia pensione. Ho capito. Ecco, quindi come soldi sono già in pensione. Il prete non va mai in pensione, perché fin quando può celebra la messa, confessa, va a trovare gli ammalati. Il prete lavora fino all'ultimo istante, se Dio gli dà la salute, ecco. Adesso lei dove dice messa? Sono a San Giacomo Apostolo. Quindi qua vicino. Qua sì. vicino. Infatti sono venuto a piedi dall'acqua. Senta, Ecco, sì. io sono affascinato dalla liturgia, no? Mi piace, non so, avendo poi la possibilità nel senso, cioè andando a messa in posti differenti, mi piace anche vedere le differenze di impostazione, insomma, notare queste piccole cose, insomma. Mi chiedevo sempre qual è la discrezionalità, diciamo, l'autonomia è più, anche in questo caso è più corretto, che un sacerdote ha nell'impostare la messa. Mi diceva prima che ci sono dei momenti durante la messa in cui il prete ha una certa, diciamo, un certo grado di autonomia, e altri che non possono ovviamente essere toccati, insomma. La prima parte, quando incomincia la messa, che ci fa l'introduzione, prima di chiedere perdono al Signore, ecco, il sacerdote lì può fare dei pensieri personali, conoscendo la sua comunità, certo, e conoscendo anche il momento che si sta vivendo. Può darsi che sia morta qualche persona, che ci sia un battesimo o qualche altro anniversario, allora incarnare meglio. Poi, durante la predica, sempre rispettando i testi sacri, per svolgere l'argomento, poi prima del Padre Nostro, introducendo, invitando la gente a pregare, può modificare i pensieri già pronti per renderlo più sensibile, il Padre Nostro. E poi alla fine, quando si danno gli avvisi, completare ancora con qualche pensiero. Il momento degli avvisi è sempre piuttosto... Sì. Senta, parliamone, perché quanto deve durare una predica? Allora, Madre Teresa di Calcutta suggeriva 8 minuti. 8 minuti, con un fatterello, perché le parole della predica si dimenticano, ma il fatterello resta. Il fatterello resta. Quindi io cerco di obbedire alle mie donne. Anche noi preti abbiamo le donne. Una è la Madonna, obbedire alla Madonna, perché quando appare dopo ci tira le orecchie se non facciamo bere i preti. E l'altro Madre Teresa, la quale raccomandava ai sacerdoti, mi raccomando, non più di 8 minuti, una predica fatta bene con un fatterello. Il fatterello, cioè, i fedeli se lo ricorderanno per sempre. E invece i momenti cantati, anche quelli sono prestabiliti, no? Ci sono tanti canti oggi, per cui scegliere i canti adatti per il giorno della domenica, per il primo canto, quello dell'offertorio, della comunione e della fine. Io di solito uso far cantare anche nei giorni feriali, che di solito la messa cantata è più sentita e più... Mi tolgo una curiosità, mi scusi, l'ho interrotta. No. Il messale, non so come si chiama, che cosa contiene esattamente? Perché io vedo, per esempio, che delle volte, quando qualcuno quando i lettori, insomma, quando vanno a leggere, eccetera, delle volte trafficano con il segnalibro, girano le pagine, e c'è tanto vero che io dico delle volte, vabbè, ma no, c'è il foglietto, portatevi il foglietto, insomma. Invece il messale che cosa, come lo si usa? Allora, in tante parrocchie c'è il foglietto comodo per seguire la messa. Sì. Il messale è quello che abbiamo noi sull'altare, lì ci sono tutte le preghiere ufficiali per la messa.
Sul lambone c'è il lezionario, quello che diceva lei che quei segni, quello è il lezionario. Di solito va preparato prima della messa, messa i segnali giusti. Probabilmente qualcuno non li ha messi giusti, il lettore vede che non è giusto e questo è brutto vedere che in quel momento stanno lì a trafficare. Ogni tanto c'è qualcuno. Bisogna prepararle prime le cose. La liturgia è un momento sacro, si deve svolgere bene, ecco. Deve essere preparato, ha ragione lei. Ogni tanto dico, ma c'è il foglietto. Allora, sull'altare c'è il messale, con le preghiere ufficiali da seguire. Al lambone c'è il lezionario, che contiene tutti i brani della Bibbia, del Vangelo, che ogni domenica vengono stabiliti. Qual è per lei il momento più bello, più intenso della messa domenicale? Penso che insomma, ognuno di noi ha un momento che preferisce per tutta una serie di cose, magari perché è più significativo, per qualcuno può essere la recita del Padre Nostro. Logicamente poi per il sacerdote è diverso, perché deve anche pronunciare delle frasi che... rispondere a questa domanda è un po' difficile. Un po' difficile? La messa, se è fatta bene, è tutta importantissima, tutta bella, dall'inizio alla fine, perché lì ha davanti la sua comunità. La sua comunità che si raduna davanti al Signore. E il Signore è presente dall'inizio alla fine. Poi dipende se c'è un battesimo, oppure un anniversario di matrimonio, oppure c'è stato un morto, il suffragio, allora ci sono alcuni momenti da vivere bene. Quindi tutta la messa, poi per noi preti può essere il momento, forse che viviamo un momento di crisi così, quello della consacrazione, proprio quando il Signore si rende presente col suo corpo nelle nostre mani, col suo sangue nel nostro calice. Quando lo prendiamo in mano in quel momento che possiamo manifestare al Signore il momento difficile che viviamo, salve lì al Signore a portata di mano. Però direi che è tutto sì. E senta, ci abbiamo verso la conclusione. Non ho mai chiesto ad un sacerdote, una volta ne parlavo allora con l'arcivescovo Crepaldi, il periodo più duro della pandemia, quello in cui le chiese erano vuote, eccetera. Come era vissuto dai sacerdoti? È molto male, perché non avere la nostra gente è stato molto difficile. Io però, a dire la verità, ho sempre celebrato, anche in quei giorni lì, anche se era vietato, perché si apriva la chiesa, veniva poche persone, 5 o 6, ognuno stava in un angolo, distanziati al massimo, e abbiamo sempre celebrato, perché quelle regole date hanno allontanato tante persone, e quello che è venuto dopo non è stato più come prima. C'è un post? Sì, ho capito. Un prima e un dopo, sì. Ed è difficile secondo lei perché intanto abbiamo perso tante persone per la malattia. Dopo chi si è allontanato, che ha cominciato ad avere anche acciacchi, ha imparato, visto che è più comodo seguirle in televisione, e quindi non ha fatto più ritorno in chiesa. Il dopo ha cambiato radicalmente. Se le posso chiedere ancora questo, è il durante, nel senso, nel periodo magari c'erano delle persone che vi contattavano che ne so, in privato, potevate dare comunque con le dovute cautele, un sostegno, c'era. Questo è un periodo che deve ancora essere in qualche modo storicizzato. No, perché hanno fatto vedere in televisione anche il sacerdote invece che celebra tutta la chiesa vuota. La messa è fatta, è la comunità che si raduna. È stato proprio un controsenso. Proprio. Allora, io ringrazio Don Carlo Gamberoni per essere stato con noi, complimenti per Grazie. Quando? Sabato, no? Mi pare. È sabato alle 18:30 a San Giusto. Quindi c'è una... La messa proprio lì, perché lì è sepolto Santin vicino, poi anche Bellomi e Ravignani. Ma io devo tutto a Santin. Okay. La celebro lì perché se non ci fosse stato lui io non sarei sacerdote, perché lui mi ha aiutato a superare
tutte le difficoltà, ha aiutato il suo popolo a uscire. Penso una figura. Ecco, e allora sa cosa vuol dire quando una persona è in difficoltà? Ecco, era veramente... Grazie allora Don Gamberoni e buon proseguimento. Insomma. Grazie infinite. Un attimo solo che dobbiamo mandare la pubblicità, sì. Tutti vogliono alzarsi subito. Andiamo in pubblicità e poi cambiamo argomento. Allora, seconda parte di questa puntata di Trieste in diretta, come annunciato siamo in compagnia del professor Lucio Torelli in veste di delegato del Rettore per quanto riguarda l'orientamento. Grazie professore per essere venuto a trovarci. Grazie a voi. Vorrei dire per l'ultima volta, perché poi, però questa diciamo... e sono i giorni conclusivi. Certo. Siamo contenti che sono i giorni conclusivi perché sono passati 6 anni impegnativi, quindi siamo anche contenti di passare la mano a colleghi con cui stiamo già lavorando insieme. Adesso molto si parla, no, di numero di mandati, sì, eccetera. Sì. Secondo lei 6 anni è una durata giusta, diciamo così? E dovremmo chiederlo al Rettore perché è stato lui in primis impegnato. Certo. Diciamo che il nostro impegno va a sovrapporsi con l'impegno che abbiamo come docenti, certo, come ricercatori, come professionisti sanitari, nel nostro caso del nostro Rettore, quindi 6 anni sono una buona durata perché uno all'inizio impara un po' a muoversi e poi negli ultimi anni diciamo, vive un po' più di rendita perché conosce certe dinamiche, soprattutto per chi si trova a fare per la prima volta. Ecco, ma è giusto anche cambiare mano, ma soprattutto è giusto che poi la cosa abbia una continuità nelle relazioni che ci sono con i colleghi, con chi viene prima, con chi viene dopo. Ecco, quindi, per esempio, io sono delegato e ho preso la delega 6 anni fa dalla professoressa Vianelli, che è la nostra rettrice in pectore. Ah già, è vero. Ecco, quindi anche in questo c'è un bel legame che ci unisce e che ci ha unito in tutti questi anni. Ecco. Allora, parliamo di orientamento, parliamo di immatricolazioni, parliamo anche, per esempio, dell'accesso a medicina, che è ciò di cui parecchio si è discusso in questi giorni. Allora, definiamo un attimo, professore, perché forse magari anche per chi ha fatto l'università parecchio tempo fa come il sottoscritto, capisce che cosa significa, che cos'è l'orientamento, ma non ha chiaro l'esatto significato del contesto. Cioè perché deve esserci un delegato per l'orientamento? Ma diciamo che l'esperienza di questi anni, mia personale, ma anche con i colleghi delegati italiani con cui siamo riuniti in una commissione nazionale, molto utile perché c'è uno scambio continuo, aiuta a capire il rapporto costante che deve esserci con le scuole, non solo con alcune scuole, ma con tutte le scuole, proprio per aiutare, come i ministeri sia dell'istruzione sia dell'università desiderano, per accompagnare l'orientamento degli studenti in tutte le varie fasi. Parliamo di orientamento in entrata, parliamo di orientamento in uscita, in itinere, sono tutte fasi importanti e delicate che vedono la possibilità dell'università e delle scuole che aiutino gli studenti a conoscersi di più e quindi a fare delle scelte importanti. Ecco. Per quanto riguarda, diciamo allora, l'orientamento in entrata inizia quando? Già con col quarto anno del liceo? Allora, il PNRR attuale che stiamo vivendo a livello nazionale ha aperto anche alle prime e alle seconde. È chiaro che alle prime e alle seconde è una modalità completamente diversa, non è come farlo in quarta e in quinta, non è come farlo in terza, quindi la bravura è quella di sapere chi abbiamo davanti, e in questo ci aiutano anche i colleghi più esperti in queste materie di pedagogia, a capire cosa vuol dire fare orientamento in quinta, in terza, in prima. Ecco. Io ho un caso, un caso personale se vogliamo, il figlio di una mia compagna di classe che ha finito la quarta, aveva partecipato agli Open Day, adesso non so poi il nome Porte esatto, aperte, Porte aperte, eccetera, ed era uscito con un'idea. Poi dopo ha ragionato a casa, ha voluto conoscere anche, come dire, logisticamente quello che sarebbe potuto essere il suo percorso universitario, cioè dove andare, quando andare, come andare, eccetera, eccetera, e poi ha deciso che non era il caso, per tutta una serie di ragioni, poi non era il caso, e quindi poi, memore di quello che aveva preso durante questi Open Day, adesso è
indirizzato in un altro dipartimento più vicino come posso dire, più vicino a ciò che sembra essere la materia che a lui piace di più a scuola, eccetera. È giusto che uno abbia anche il tempo per decidere, perché una volta all'epoca mia c'era forse più tempo tra la fine della maturità e l'inizio dell'università, perché si iniziava verso metà novembre, insomma i primi di novembre, sì. Quindi avevi grosso modo 4 mesi per... E delle volte sbagliavi. Io ho sbagliato facoltà i primi anni, quindi poi ho dovuto cambiare, eccetera. È giusto che ci sia questo tempo a loro disposizione. Sì, credo di sì, i tempi sono cambiati e quindi è anche giusto che ci siano gli spazi, i tempi ma anche gli spazi per potersi incontrare. Porte Aperte è una presentazione, ma è anche un momento in cui lo studente può confrontarsi. Proprio stamattina, anzi poco fa, parlavo con un nostro studente di matematica che dirà 2 parole all'introduzione dei moduli formativi estivi che facciamo questa esperienza oramai da più di 10 anni per gli studenti delle terze e delle quarte. Mi raccontava come lui era molto incerto e poi a un certo punto era indirizzato in un certo modo, poi in un altro, poi in un terzo, ma ha parlato di qua, ha fatto un'esperienza all'università di una settimana, poi è andato a parlare con un docente e adesso fa, devo dire con grande successo, matematica, senza negare gli altri desideri che aveva. Ecco. Diciamo che anche adesso ci sono tante possibilità in più, ecco, quindi... Sì, questo è anche vero. Questo è anche vero. Negli anni nostri era molto più ridotta però è bene che ci sia questa possibilità soprattutto di poter dare spazio. Vedo che il nostro ufficio orientamento è ottimo in questo perché dà degli spazi proprio di ascolto agli studenti che si fanno presenti, che scrivono una mail, che magari hanno delle criticità o che devono fare delle scelte che sono scelte importanti, certo, perché magari vuol dire spostarsi di una città, che vuol dire spendere dei soldi, impegnare la famiglia, quindi è importante che questa scelta venga fatta con attenzione e che ci sia la possibilità di parlarne. E quello che abbiamo visto come orientamento che molto spesso sono i ragazzi stessi i migliori interlocutori degli studenti, cioè i nostri studenti che spesso parlano nelle scuole, con cui andiamo nelle scuole, e loro stessi sono i più vicini e i più capaci ad ascoltare e a dare anche a raccontare la loro esperienza. No, forse un tempo avevo fatto una domanda del genere al professor Di Lenarda, ma comunque la riformulo. Posso immaginare che le porte aperte, eccetera, servono logicamente agli studenti per capire come muoversi alla fine del percorso scolastico, ma desumo che poi servano anche all'università per certi versi, cioè l'università con le porte aperte riesce anche a comprendere come gli studenti arriveranno dalle scuole? Sì, questo sì, è chiaro che Porte Aperte sono manifestazioni con 10.000 e più presenze, quindi, hanno un impatto. Sì, certo, poi la cosa si suddivide nelle varie aule, quindi lì c'è il rapporto più diretto. Quello che a noi interessa e serve molto da questo punto di vista è il rapporto che cerchiamo di avere con le scuole diretto, quindi con tutto quello che le scuole ci chiedono e che si cerca di fare insieme, con queste esperienze tipo questi moduli formativi di cui ho appena detto, in cui non viene la classe che magari ve la vede un po' come una gita o come un giorno di vacanza, ma il fatto che ad esempio da lunedì per una settimana verranno 350-400 studenti a passare una settimana senza la classe con scelte singole, in una settimana e siamo in vacanza, siamo a cavallo tra giugno e luglio, e quindi quelle sono esperienze che lo studente vuole fare e quindi per loro è un'esperienza importante, ma anche per noi essendo piccoli gruppi è un'esperienza di reciprocità e di ritorno molto utile. Ecco. E invece non sapevo che esistesse, cioè immaginavo però, l'orientamento in itinere. L'orientamento in itinere è molto interessante, è una collaborazione che abbiamo con tutti i dipartimenti, anche col professore Domi, delegato per la didattica, perché uno dei grandi temi ancora critici che abbiamo è quello che non sempre lo studente, quando affronta il primo anno, si trova poi ad avere le misure giuste per affrontare gli esami, per poter seguire le lezioni, perché non è un cambio di paradigma. È un cambio di maturità, anche perché non è come a scuola per cui uno è obbligato all'interrogazione. Ecco. E quindi l'orientamento in itinere cerca di aiutare, di accompagnare, senza sostituirsi, perché i ragazzi comunque hanno la loro maturità e devono crescere, ma è una forma di accompagnamento attraverso ad esempio dei tutor che sono magari gli studenti degli ultimi anni che aiutano per spiegazioni. Con questo sistema anche con questo sistema.
quello che si chiama con peer-to-peer. tutor dell'ultimo anno, ad esempio, che aiutano i ragazzi negli esami particolari che ci sono di base il primo anno. Anche questo è un sistema che aiuta e che è molto importante e che andrà anche ancora di più sviluppato. Ecco. Laddove io posso anche testimoniare di che cosa significa l'orientamento in uscita, che è l'altro grande come dire, asset di questo settore dell'università. Questo è il nostro rapporto col mondo del lavoro, che è sempre più importante, sia perché si dà la possibilità allo studente di un accompagnamento, ma che non vuol dire appunto sostituirsi allo studente, ecco, ma al tempo stesso ci permette di avere una relazione con le aziende. Io per esempio stamattina ero in un'azienda qui nostra triestina, e lo scambio aiuta anche a capire come vanno riformulati anno dopo anno i corsi di laurea che vanno in quella direzione, di quella attività lavorativa. C'è più bisogno di questo tipo di... C'è bisogno anche di questa cosa qua, ecco. Non per niente i corsi di laurea, quasi tutti i nostri corsi di laurea hanno delle commissioni che si trovano almeno una volta all'anno in cui c'è lo scambio tra persone del mondo del lavoro e docenti, proprio per capire. Quindi da una parte c'è da parte dell'università lo sforzo di aprire nuovi corsi di laurea che il mondo del lavoro chiede e che vengono richiesti, ma al tempo stesso in tutti i corsi di laurea c'è lo sforzo e il desiderio di tenersi aggiornati e di far sì che i corsi siano comunque sempre attrattivi, importanti e utili per gli studenti. Ecco. Quando, per esempio, quando nasce quando nasce un nuovo corso di laurea, eccetera, è più, come dire, è più difficile inserirlo in un percorso di orientamento in entrata? Diciamo che ci sono dei problemi molto particolari per un nuovo corso di laurea, perché ci sono tutta una serie di vincoli ministeriali, per cui la cosa non è assolutamente semplice. Ecco. Di solito poi diciamo che un corso di laurea nasce proprio perché ci sono delle esigenze particolari, sì. Quindi c'è di solito c'è sempre qualche docente che se ne fa carico, e questo è molto, molto importante, perché il docente se ne fa carico di solito con competenza, con attenzione, con passione, mette in piedi una struttura e a livello amministrativo poi deve essere consolidata. Quindi noi come orientamento da una parte facciamo notare le esigenze che ci sono, al tempo stesso andiamo a seguire quello che è la realtà della costruzione di questi percorsi, come quest'anno che verranno offerti 4 nuovi corsi di laurea, di cui uno triennale e 3 magistrali, più l'apertura di igiene dentale anche nella sede di Pordenone, nella sede distaccata di Pordenone. Quindi c'è questa attenzione, ma al tempo stesso, ripeto, in tutti i corsi di laurea c'è questo desiderio e questa tendenza a cercare di rimanere aggiornati, e in questo, devo dire la verità, c'è un gran lavoro da parte di tanti docenti e di tutti i corsi di studio. Anche là mi pare che per istituire un nuovo corso di laurea non è che sia No, ne parlavamo qualche intervista fa con il professore Domi. È una cosa importante, una cosa molto impegnativa e con dei vincoli molto grossi, per cui per l'università è un grande impegno. Ecco. Allora, parliamo di questa storia che come si chiama? Medicina. Medicina, odontoiatria e veterinaria, perché in realtà è l'ingresso a 3 lauree diverse. Ok. Come funziona adesso? Non ci sono i test, però com'è Allora, in realtà la cosa è così. Allora, il decreto ministeriale dice che l'iscrizione al semestre filtro è libera, e il vincolo, quello che era una volta il test, viene sostituito dall'aver frequentato e passato 3 esami che verranno fatti in questo semestre filtro a partire dal 1° settembre, che sono chimica e propedeutica biochimica, biologia e fisica, e l'aver seguito e superato questi 3 esami permetterà di entrare agli studenti italiani di entrare in una graduatoria nazionale, e lì verrà fatta la selezione, quindi non è che non c'è più un numero chiuso, viene sostituito il test d'ingresso, che poteva essere particolare, difficile da sostituire, viene sostituito, il Ministero ha deciso, il Ministro e il Ministero ha deciso di sostituirlo con questa modalità di questo semestre filtro. Quindi il 20 novembre e il 10 dicembre ci saranno questi esami contemporaneamente in tutta Italia, su questi 3 corsi che verranno fatti in ogni ateneo, e l'esito di queste 3 prove permetterà di fare una graduatoria nazionale, per cui ci sarà l'accesso a medicina, odontoiatria o veterinaria, e per chi resta fuori o a dei corsi affini oppure ad altro ancora. Ecco. Io so che il rettore di Leonarda era favorevole al numero chiuso, adesso non vorrei, vado un po' anche a memoria, ma era favorevole. La decisione di
però mi pare di capire che, adesso detta in termini un po' anche terra, se il numero chiuso esce dalla porta, rientra dalla finestra. Sì, il numero chiuso c'è, anzi sì. Quest'anno c'è una piccola variazione, mi pare di 1200 unità a livello tutto italiana, perché qualche ateneo ha leggermente aumentato. La cosa importante è questa, che in un corso di laurea, in tutti i corsi di laurea, ma in particolare medicina, odontoiatria, ma in particolare medicina, va garantita la qualità dell'istruzione, vanno garantiti i tirocini, e quindi è chiaro che in base alle sedi, in base alle aule, in base alla possibilità di tirocinio viene calcolato il numero massimo di studenti nei 6 anni di percorso. Quindi in questo momento in cui non abbiamo ancora completato il polo di Catinara, il nuovo polo di Catinara, i numeri sono quelli, e la stessa cosa vale per Udine e per le altre sedi che abbiamo qui ad esempio in Regione. Quindi diciamo che è una modalità nuova di ammissione a medicina, con dei pro, con dei contro, con tante difficoltà, con tante domande, anche perché la cosa è nuova, i decreti stanno uscendo proprio in questi giorni, ecco, quindi... Ed dovrebbe essere quello definitivo, oppure noi siamo un paese anche dove la maturità sperimentale è durata 20 anni? Vediamo cosa succederà quest'anno, ecco. Perché ci sono diverse criticità. La cosa positiva mi sembra che come atenei ci siamo parlati più volte tra tutti i corsi di laurea di medicina, proprio per cercare di essere molto organizzati insieme, proprio perché ogni università decide la modalità in cui verranno erogati questi 3 corsi, però l'esame poi è nazionale unico e è contemporaneo. Quindi bisogna e stiamo cercando di fare in modo che non ci siano delle disparità, ecco, nei limiti del possibile. Ecco, però pensiamo che potremmo avere, ad esempio a Trieste, da 500 a 1000 persone impegnate in questo semestre filtro, quindi pensiamo a cosa vuol dire erogare delle lezioni. Ci sono università che avranno tra 4.000 e 5.000 studenti. Sì, quindi non è che abolendo, diciamo così, il numero chiuso diventa tutto più semplice. No, il numero chiuso non è stato abolito, è libera l'iscrizione al semestre filtro, e quindi con gli esami che ci saranno a novembre e a dicembre verrà poi formulata la graduatoria, per cui i 21.000 circa studenti dell'anno scorso che entreranno a medicina entreranno anche quest'anno, ecco, ma con una modalità diversa. Ecco. Ci sarà poi, e tutto ciò verrà sottoposto comunque ad una sorta di giudizio una volta completato, eccetera, da parte dell'università, cioè si dirà funziona, non funziona. E questo non ne abbiamo parlato perché i decreti sono usciti talmente di recente, per cui stiamo cercando con grande sforzo in tutti gli atenei di organizzarci per cercare di fare bene e soprattutto di venire incontro alle esigenze importanti di chi giustamente desidera fare questi corsi di studio e si sta impegnando per fare questo. Ecco. Per quanto riguarda invece, professor Torelli, le immatricolazioni vere e proprie, cioè insomma diciamo, adesso è un periodo in cui ci si deve iscrivere. Come funziona adesso? Io ho perso il conto. Ma non avendo figli, abbiamo aperto da qualche giorno, le iscrizioni saranno aperte fino all'inizio di ottobre, quindi la cosa si fa anche in modalità online. Le iscrizioni sono aperte appunto, e quindi abbiamo tutta l'offerta di questi corsi, abbiamo questi 4 corsi nuovi, quindi la modalità è anche molto semplice. L'importante è dare e far arrivare agli studenti, attraverso tutti i contatti che ci sono, l'orientamento nelle scuole e tutto quello che si trova nelle nostre pagine web e nelle altre pagine web, tutte le informazioni in modo che lo studente possa scegliere con attenzione e con cognizione di causa. Senta, mi tolga una curiosità, esiste ancora è un po' rimenzionata immagino, la segreteria degli studenti? Certo, e lavora tantissimo, esiste la segreteria centrale studenti, esistono le segreterie didattiche di ogni singolo dipartimento. Certo, se lei ricorda il corridoio al secondo piano in cui c'erano quelle grandi file, è chiaro che questa cosa per fortuna non c'è più, ecco, no? Lì cosa c'è adesso? Che non... Abbiamo vari uffici, e in quel corridoio c'è una mostra, tra l'altro molto... dovrò venire a fare un servizio per dire. Ci sono comunque anche dei tavoli dove gli studenti possono utilizzare come allo studio, quindi come spazi, ecco. Sì, io ricordo bisognava portarsi un libro dietro quando si andava in segreteria. Io ricordo che un mio collega mi ha detto che lui si è iscritto a matematica e non mi ricordo se a scienze biologiche o a scienze naturali, semplicemente perché ha visto meno fila da una parte più fila dall'altra, quindi si arrivava a questi eccessi. Bravissimo matematico oggi, ma la sua scelta era stata dettata un po' da questo. Ecco. Io ricordo, però anche lì faceva parte un po' anche come dire,
quei riti di passaggio, per dire la verità. Lo ribadiamo perché è qualcosa che vale la pena essere ribadita, cioè il fatto che l'università rimane logicamente il luogo dove si formano, adesso non vorrei dire dove si forma la classe dirigente del futuro, insomma, comunque l'università rimane comunque un luogo di studi principalmente, però è anche vero che è sempre più presente nel tessuto sociale, verrebbe da dire anche quotidiano della città, no? Cioè non c'è manifestazione, non c'è iniziativa dove non vi sia la partecipazione, se non addirittura poi l'organizzazione dell'università. Io lo vedo per le cose che mi sono più affini, come possono essere per esempio adesso nel mese di luglio al castello di Miramare torna l'appuntamento con Shakespeare in the Park, ci sono 2 docenti universitari che hanno come dire, estrapolato i brani di Shakespeare che saranno oggetto dello spettacolo. Quindi voglio dire, ormai il legame fra città e università, che negli anni passati incominciava a costruirsi maggiormente rispetto al periodo mio, ormai è, credo, dato per acquisito. Certo, io da triestino sono molto contento di questo perché mi sembra molto importante 2 cose. Lei ha usato la parola luogo, ecco, io penso che l'università possa essere un luogo. Il fatto di aver messo delle cose anche sciocche, semplici, dei tavoli nei cortili interni dell'Ateneo. Sì, ho capito, sì. A fisica hanno avuto la geniale idea di mettere le lavagne esterne per poter studiare, un tavolo da ping pong, un canestro, un calcio balilla nella sala giochi, che sembra una cosa da ricreatorio, dico con tutto il rispetto e l'amore che ho verso i ricreatori, noi diciamo l'università deve studiare, ma l'università può diventare un momento di incontro, di formazione completa, e se pensa è un momento di incontro tra generazioni, sì. È un momento di incontro tra discipline diverse, è un momento di incontro tra persone diverse, è un momento di incontro tra paesi diversi, pensiamo a tutto quello che sta succedendo e come è naturale lavorare. Quindi questa esperienza ha bisogno della città e noi siamo contenti di portarla nel territorio. Ecco. Il centenario è stata un'occasione ottima, Sì, perché è stata una scelta partita già prima della gestione del nostro rettore e questa è una cosa importante, è una scelta che andrà avanti anche con la rettrice in pectore perché c'è questo desiderio di andare avanti, pensiamo a Trieste Next, pensiamo a tante realtà che ci sono. Di questo siamo molto contenti da una parte, dall'altra parte ringraziamo la città che ci offre sempre questi spazi. Per non dire anche poi del fatto che, per esempio, io dico sempre, io ricordo, perché io ci sto vicino, io ricordo che cosa sarebbe potuto diventare l'ospedale militare, invece facendo parte, in maniera magari forse indiretta, comunque del tessuto universitario, abbiamo una struttura che funziona, recuperata, messa a disposizione della città. Un collegio di merito Luciano Fonda che ricorda il nostro grande fisico Luciano, quindi veramente una struttura molto bella, ma pensiamo anche alle realtà che ci sono, le lauree sanitarie che sono in un comprensorio a fianco al posto delle fragole. Sì, sì. Quindi veramente mi sembra che sia importante per la città la presenza di tanti giovani, la presenza di queste realtà scientifiche. E diciamo poi anche, adesso questo magari forse, ma non credo che sia nemmeno tanto eccessivo, buona parte della vivacità che la città sta conoscendo in questi anni dipende anche dagli studenti universitari, sì. Che poi mettono a disposizione anche il loro essere studenti universitari, perché ricordiamo che il servizio di autobus a chiamata notturno, mi ricordo come sia chiamata, mi pare che si chiama, è stato messo in piedi innanzitutto seguendo determinati desiderata degli studenti universitari, ma è a disposizione di tutti. Sì, è stato richiesto proprio dai nostri studenti delle case dello studente, grazie al nostro mobility manager, il professor Longo, c'è stata questa possibilità di rapporto, ma pensiamo anche solo agli autobus che vengono aggiunti la mattina per andare all'università, sì, certo. O anche quando ci sono le attività di porte aperte, quindi queste relazioni oramai robuste e stabili
sono molto importanti. Ecco, e fanno parte della città. E fanno parte della città, e i ragazzi hanno bisogno, pensando a chi viene in una città, di avere un contesto cittadino in cui vivere, che non sia solo quello universitario, solo quello... Certo. Quindi in questo, nonostante tante criticità e tante difficoltà che ci sono ancora, mi sembra che sia stata un'esperienza molto positiva e molto valida. Professore, grazie per essere stato con noi, buon lavoro. Noi adesso chiudiamo questa puntata, ci vediamo domani alle 17:55, domani è venerdì, quindi è la puntata dedicata, è la giornata dedicata a cultura e spettacolo.